Bella a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale, sono Happy Today e oggi come primo video del canale voglio portarvi un fantastico video, un evento che c'è stato ieri a Treviso in zona Dogana. Si tratta del Motor Show, la 15ª edizione, e che dire, oggi vi racconterò com'è andata la giornata. Via con la intro. Questo per loro non è un grosso problema. Qua 39 39 39 39 e ho sentito grande. Saluta. Oh, Fabio, il casco da solo con 39 pilota e meccanico Ovviamente già potete capire cosa stava per succedere. Da notare sul parabrezza Drift King. Ale, vado là sull'angolo, ci vediamo. Veniamo subito, carissimo Dennis, me ne vado prima ad accertare la tua richiesta e poi vai tranquillo. Qua ovviamente tutte le macchine si stavano preparando, cioè stavano aspettando il via per partire, infatti non sta succedendo nulla.
Non potete capire che adrenalina e che emozioni. Prima volta che sto di fianco a uno che drifta, da notare anche il secondo. Ecco lì, come potete vedere c'è la bandiera rossa perché praticamente da quello che ho capito c'era una macchina che stava perdendo, mi pare, olio tipo, e noi tipo what the fuck? Tra l'altro in quel momento stavo parlando col pilota e lui mi aveva detto speriamo che riusciamo a fare almeno 3 giri perché la temperatura dell'olio è stra alta. Quando eravamo partiti era a 68 gradi e a fine corsa praticamente era 110 e passa, infatti c'era un fumo incredibile là dentro, cioè non per i pneumatici consumati ma proprio per l'olio, era, non so, cioè una cosa, boh ragazzi, non so. Ero là tipo che mi tenevo così. Ah! Madonna. Che dire, un'esperienza unica, sicuramente. Ecco, qui ho voluto registrare, cioè fare un video ai go-kart, perché così, non so, ci stavano. Ah sì, attenzione a questo ragazzo qua che, minchia, secondo me era il più bravo lì a driftare, cioè veramente, beh anche questo non era male. Qua ho voluto fare una foto a questa macchina qua che era molto, molto bella. Ah, da notare qui ragazzi, ecco, cioè, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Greta Thunberg. Madonna, che risata che mi sono fatto, non potete capire. Qua un'altra macchina strabella che mi è piaciuta. Ecco, qui c'era il secondo spettacolo, quello forse anche il principale, che dopo andremo a vedere. Qua invece c'è un'altra fantastica clip con la canzone di Capo Plaza, Giovane Fuori Classe, perché boh, ci stava, allora l'ho messa. Tranquillo che fumo vaniglia, corro forte, siamo i primi in pista. Giovane, fuori classe, giovane. Ok ragazzi, qua ero salito di fianco a uno dei TS Team, tra l'altro era il capogruppo da quello che avevo capito, si chiama Tony, e qui ero riuscito a prendere il telefono, non so come, e fare sto video, che è pazzesco. Cioè raga, voi non potete capire l'adrenalina in quel momento. Cioè ogni volta che driftavano saltavano pezzi di pneumatico, cioè praticamente mi andavano in faccia i pezzi. E ogni volta ero lì con la mano tipo cazzo, non vedo più niente. Però cavolo, molto molto bravi, cioè dei professionisti cazzo a fare queste cose qui. Ovviamente sono riuscito a fare solo questo video qui dall'interno, poi sono dovuto scendere e ci sono stati altri spettacoli, però ci saranno altre 2 clip dopo.
lì è stato pazzesco. Cioè, vedere da vicino queste macchine che andavano su due ruote è stato, non lo so, è stato mozzafiato. È una cosa credo unica che sicuramente non si vede tutti i giorni ed è stato proprio figo. Ed è ancora pedana per i 3 stunt professionisti che regalano figura storica del team, una posizione alare che sicuramente strappa l'applauso del pubblico. Ecco, qui invece abbiamo una scena epica, perché qua facevano lo slalom tra il loro staff, diciamo, e cazzo se era figo. Perché uno pensa subito, cazzo, pensa se la macchina tipo cade da una parte e schiaccia l'altra, invece no, non succede nulla, cioè è tutto in regola. Ore infinite di allenamento per questi piloti completi.